furbetti del contributo d'accesso. Dopo le polemiche scoppiate la scorsa estate, il caso finisce in procura e ora si indaga per truffa aggravata. Prognosi tra i 30 e i 40 giorni per il barista picchiato dai borseggiatori a Venezia per aver salvato alcuni turisti dal furto. Il giovane non molla, non potevo girarmi dall'altra parte, rifarei tutto. Botta e risposta tra ANCE Veneto e Città Metropolitana in merito a prezzari sui costi nell'iter per la realizzazione della nuova questura di Marghera che sorgerà nell'area ex Monteverdi. Si avvale della facoltà di non rispondere davanti al magistrato la dottoressa indagata dopo la morte di Eleonora Chinello, la studentessa travolta da un'auto mentre andava a scuola. Violenza di genere in azienda, a pochi giorni dalla celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne, a San Donà un convegno per discutere di stereotipi e responsabilità sul tema. Madonna della Salute, migliaia di fedeli a Venezia per la messa solenne presieduta dal Patriarca che ha puntato l'accento sul disagio di uomini e giovani indicando la via per una società diversa. Venezia piange la scomparsa di Ermenegildo Rosasalva, per tutti in città conosciuto come Lalo, era uno dei fondatori della Voga Longa. Buonasera, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia, ben ritrovati. E dunque il Comune di Venezia, lo avete sentito, si schiera contro i furbetti del contributo d'accesso perché dopo le polemiche che erano già scoppiate la scorsa estate, il caso ora finisce in procura, si indaga infatti per truffa aggravata. Truffa ai danni del Comune di Venezia nei confronti di chi ha aggirato o aiutato a farlo l'obbligo di registrazione per accedere in città nelle 29 giornate di avvio della prima sperimentazione del contributo d'accesso. L'accusa è stata mossa da Cafarsetti e ora la procura indagherà sui furbetti con l'ipotesi di reato di truffa aggravata. La vicenda risale alla scorsa estate, quando una deriva penale era stata paventata dagli assessori comunali nei confronti di chi invitava pubblicamente a disobbedire al regolamento, al punto da spacciarsi genericamente per amici dei visitatori pur di far loro ottenere un'esenzione. Tra questi c'era Alessandro Toni, che aveva addirittura aperto un sito. Ho aperto questo sito che è nocda.com, in cui appunto vogliamo offrire la nostra amicizia di veneziani e invitare i nostri amici con cui condividiamo l'idea di una città aperta e non chiusa da un biglietto senza gabelle medievali, per poter entrare in città senza dover appunto pagare nessun contributo. Il Comune ha affidato l'incarico all'avvocato Alberto Berardi, specializzato in materia, per la presentazione della querela in procura. L'incarico è di presentare denuncia contro ignoti perché è impossibile sapere al momento quanti abbiano aggirato la norma. Ed è proprio sul concetto di amicizia che potrebbe giocarsi una battaglia legale, da cui però potrebbero emergere altri aspetti legati al contributo d'accesso, che secondo molti in città non è la scelta migliore per la gestione dei flussi turistici, tantomeno queste accuse in procura, come commenta Michele Boato. Parla di un contributo d'accesso che abbiamo visto è stato del tutto inutile perché non ha per nulla ridotto il traffico turistico e fastidioso soprattutto per i residenti, veramente controlli inutili e anche abusivi, fatti spesso in maniera abusiva. Ha portato 1 milione di utili, 1 milione di utili al Comune, quindi è stata un'operazione addirittura finanziaria, altro che di controllo del turismo. Secondo, non c'è nessuna truffa in questa operazione perché non c'è nessun tornaconto personale. Questo è soltanto un favore fatto a delle persone ma senza alcun ritorno, anzi è del tutto anonimo la cosa. C'è chi invece, come il professor romano Davide Tutino, ha tentato in ogni modo e ripetutamente di farsi multare per dimostrare in tribunale l'inconsistenza del provvedimento, senza però riuscirci. E c'è una prognosi di almeno 30 giorni per il barista 28enne preso a pugni da un borseggiatore a Venezia per aver sventato un furto. Nonostante le pesanti conseguenze subite, il giovane non ha dubbi, lo rifarei subito, ci ha detto. E certo che lo rifaccio volentieri, anche, mi mancherebbe. Cioè, il gesto è quello che fa la differenza. Cioè, se ognuno si gira è diverso. Anche adesso, se capita adesso, lo rifarei a occhi chiusi proprio. A occhio chiuso perché uno già se l'ha. Non ha perso il buon umore e la voglia di scherzare Sadiq Simonetti, ma le conseguenze del pestaggio subito da un borseggiatore che poco prima aveva smascherato mentre tentava di alleggerire una turista sono ben presenti nel suo volto. Ho una microfrattura qua sotto
letto, l'occhio è infiammato e domani devo ritornare a farmi un altro controllo al chirurgo per vedere cosa succede, se mi aumentano i giorni, i prognosi. Al momento la prognosi oscilla tra i 30 e i 40 giorni. Sadiq, 28 anni, barista in un locale a pochi passi da Piazza San Marco, ha trascorso le ultime ore tra il pronto soccorso e la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. È piena, mega carica di borseggiatori qua a Venezia e noi ci proviamo a diminuire il più possibile, ma questo è quanto. Un minimo aiuto che posso dare io, non è che posso fare chissà cosa, però vediamo quello che succede. Intanto faccio il mio dovere civico, poi vediamo se forse loro fanno qualcosa, eccetera. Io spero sempre bene. Tale è stata la foga dell'aggressore da fargli perdere il telefonino, che è ora nelle mani degli inquirenti. Sadiq rivive quei momenti concitati. Ho sventato un borseggio, loro sono scappati, sono andato verso il lavoro ma erano davanti a me, si sono girati, mi hanno buttato lo spray peperoncino in faccia e poi mi hanno tirato i pugni. A dire la verità non li ho neanche sentiti perché ero proprio impregnato di spray peperoncino in faccia, al che dopo ho guardato il video eccetera mi sono reso conto che ne ho presi 3 e vabbè. Sadiq è stato accompagnato da Monica Poli dei cittadini non distratti, che da tempo ha denunciato l'escalation violenta dei borseggiatori a Venezia. C'è stato un episodio simile 20 giorni fa, un mese fa a San Tomà. Hanno aggredito qualcuno? Hanno aggredito un veneziano. Non ha sporto denuncia perché lo so, purtroppo, perché c'è anche il problema che tanti ormai nello sporgere denunce sanno che poi non va avanti. E botta e risposta tra ANCI e Veneto e Città Metropolitana di Venezia su altro tema, la nuova questura che dovrà sorgere nell'area dell'ex scuola Monteverdi a Marghera. Un progetto finanziato per 48 milioni di euro dal Ministero dell'Interno. Il presidente regionale dell'Associazione dei Costruttori Edili, Gerotto, punta il dito contro inadeguatezze decisionali nell'iter di esecuzione della nuova struttura, che non tiene conto dell'aggiornamento del prezzario regionale avvenuto prima dell'estate, dove la stazione appaltante pratica un taglio lineare senza motivazioni, così dice. In risposta la città metropolitana fa presente che invece il progetto è stato redatto in un periodo in cui si è avuto l'aumento dei prezzi per il fenomeno del caro materiale e per il quale il Ministero ha sopperito con ulteriori 8 milioni di euro, portando il finanziamento dai 40 iniziali a 48 complessivi. Si è presentata davanti al magistrato ma non ha parlato la dottoressa indagata per la morte di Eleonora, la giovanissima studente travolta in bicicletta a Sant'Angelo di Piove mentre si recava a scuola a Dolo. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al magistrato la dottoressa indagata dopo la morte di Eleonora Chinello, la studentessa 14enne travolta da un'auto a Sant'Angelo di Piove di Sacco mentre andava a scuola. Ha scelto dunque di rimanere in silenzio senza raccontare al PM la sua versione dei fatti, ma senza conoscere ancora i contenuti delle relazioni tecniche. La mattina del 28 ottobre l'incidente e poi l'esposto di 2 infermiere dell'ULSS 6 e della Croce Verde, nel quale si riportava che il medico, arrivato sul posto con il SUEM, avrebbe detto alle 2 soccorritrici di intervenire, mentre la dottoressa si sarebbe tenuta lontano dalla scena dell'incidente e così è stata iscritta nel registro degli indagati per rifiuto di atti d'ufficio e interruzione di servizio di pubblica necessità. Un quadro che per la dottoressa, 62enne, potrebbe anche peggiorare quando sarà noto l'esito dell'autopsia sulla vittima. A cercare di fare chiarezza sull'accaduto ci sono anche le relazioni commissionate dal Tribunale a 2 esperti per capire come mai le 2 infermiere siano intervenute da sole, nonostante sul posto ci fosse il medico che lavora per una società che fornisce servizi a strutture sanitarie in Italia, compreso il SUEM 118. Ha fatto tutto quello che poteva. La ragazza poteva essere salvata o le sue condizioni erano già troppo gravi? La risposta arriverà nelle prossime settimane. Cambiamo pagina, parliamo di autonomia. Il segretario del PD Veneto attacca progetto al palo per egoismi di partito e ambizioni di Zaia. Intanto il costituzionalista Bertolissi, ospite a Focus TG, spiega perché una delle conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale potrebbe essere quella di affossare il referendum abrogativo. In attesa delle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di 7 punti della legge Calderoli, l'autonomia continua a far discutere e dividere. Il costituzionalista Mario Bertolissi, ospite a Focus TG, approfondisce la questione dell'affossamento del referendum. Dopo la sentenza della Corte sarà possibile ancora
espletare il referendum, oppure la stessa avendo inciso su profili essenziali, anzi si dice di solito sui principi ispiratori e sui contenuti normativi essenziali. Ecco, se questi 7 profili che sono accolti e che comportano declaratoria di incostituzionalità hanno questa caratteristica, cioè attengono ai principi ispiratori, è chiaro che il referendum non si fa. E a questo punto sarebbe il primo cortocircuito di fronte al quale ci si viene a trovare, per cui la sentenza della Corte all'apparenza abilita toni trionfalistici, perché in realtà il riculo del cannone, ecco, è quello che ti priva diciamo così, dell'iniziativa più importante. Intanto sul fronte politico le opposizioni attaccano. Il segretario del PD Veneto accusa la Lega di sacrificare l'autonomia per egoismi di partito e ambizioni di Zaia. Un destino, quello dell'autonomia, che non credo si compirà, non si potrà compiere per il dilettantismo, per l'inadeguatezza con cui questo progetto è stato portato avanti. Una questione seria come l'autonomia doveva essere affrontata in altro modo, con risorse economiche a disposizione, con un percorso giuridico sostenibile e con il pieno concorso degli enti locali e delle regioni. Violenza di genere in azienda. A pochi giorni dalla celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne, a San Donà si è svolto un convegno per discutere di stereotipi e responsabilità sul tema. Le dinamiche che alimentano gli stereotipi di genere in molte aziende e le responsabilità che ogni attore, imprenditore o lavoratore devono assumersi sono alcune delle tematiche al centro del convegno promosso dal gruppo donne di Confapi Venezia e Treviso a San Donà di Piave, nel mese dedicato alla prevenzione per la violenza di genere. Dal momento che ognuna di noi passa molto tempo della propria vita al lavoro e molte ore della propria quotidianità vengono passate nelle aziende, è importante sentirsi al sicuro, perché comunque l'azienda diventa come una casa. Quindi è importante che non ci sia paura, che non ci sia frustrazione, che ci sia il giusto rispetto. Noi riteniamo che sia importante il capitale umano, vogliamo valorizzare la competenza e la professionalità e non il genere. L'incontro ha visto la partecipazione di imprenditrici, imprenditori, dipendenti e professionisti ed è stata l'occasione per riflettere e informarsi su come le imprese possano essere un ambiente sano, a sostegno della parità, prevenendo un fenomeno sociale statisticamente sempre più preoccupante. L'aiutare le imprese a creare degli ambienti di lavoro dove il valore umano deve essere valorizzato, in qualunque esso sia. Ogni singolo cittadino, ogni singola persona ha il diritto di potersi esprimere, di poter realizzarsi, di poter crescere all'interno di una propria azienda. E il ruolo in questo gioca forte, perché noi come Focus, come associazione di categoria, abbiamo quella di fare cultura, di fare formazione, fare informazione, e per le aziende del nostro territorio siamo diventate il vero e proprio punto di riferimento. Venezia ha vissuto oggi una delle feste più amate e sentite della città, rinnovando il voto alla Madonna della Salute. Migliaia di persone hanno visitato la Basilica con il pontificale di Monsignor Francesco Moraglia, che stamattina abbiamo seguito in diretta. Venezia ha rinnovato quest'anno il voto e il pellegrinaggio della città e dei veneziani alla Basilica della Madonna della Salute, la festa più amata. Il momento culminante che abbina spiritualità ma anche tradizione e festa popolare, messa pontificale questa mattina presieduta dal patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, concelebrata da tutto il presbiterio della diocesi e dall'arciparca di Costantinopoli, che vi abbiamo trasmesso in diretta. Il patriarca Francesco, guardando all'esempio della Vergine Maria, ha ricordato come questa solennità ci interroghi per il presente. Ieri sera c'erano più di 1000 giovani e si sono confrontati con un tema che è quello proprio di dare un senso alla vita, al di là del fatto che la vita sia un'esistenza biologica. La Basilica della Salute, casa di tutti i veneziani. La Serenissima indisse una preghiera solenne e fece un voto. Il voto è questa magnifica basilica, è la nostra casa di famiglia. Dove c'è la madre, là c'è la famiglia. La donna ha una funzione particolare nel momento
dell'accoglienza. E potremmo dire che oggi allora è un tempo che dobbiamo declinare di più al femminile e meno al maschile. Presenti alla celebrazione le autorità cittadine, questore, prefetto, comandante della polizia locale, con il sindaco Brugnaro impegnato a Torino alla riunione dei sindaci, è stato l'assessore Simone Venturini a rappresentare la città. Cosa è rimasto più nel cuore del suo messaggio di questa mattina? Mi ha colpito molto il passaggio sul male di vivere che alcuni nostri ragazzi vedono e vivono, cioè l'idea di non ridurre la nostra vita alla mera esistenza biologica ma dare un senso. È bello che ieri in questa chiesa c'erano 1000 ragazzi giovanissimi della pastorale giovanile che hanno incontrato il patriarca e hanno riflettuto sull'importanza di dare un senso alla vita. E ci sono state tante voci che abbiamo raccolto da parte dei fedeli provenienti da tutto il Veneto questa mattina alla messa in Basilica. Cosa significa per lei questa festività? Tutto per uno che è nato alla Cadoro come me 84 anni fa, non si può fare a meno. Venivo da piccola e vengo anche da grande, 86 anni ho. Lei di dov'è? Di Campo d'Arsego. Senta, lei viene spesso qui quando c'è la... Perché? Perché primo perché è il compleanno di mia sorella e la festeggiamo così. Ah, lo festeggiate? Sì. E poi perché non fa proprio male venire e credere che possa aiutare. Di dov'è? È veneziana? No, Treviso. Di Treviso? Stresiano. Di Stresiano, ma viene sempre qui? No, ogni tanto. Oggi perché ha deciso di venire? Così perché era una bella giornata, era tanto che non venivamo. È una festa di tutti i veneti questa, sì, non solo esatto. Qual è il ricordo più bello che ha di questa, della festa della salute? Quando eravamo piccoli si andava a mangiare i dolciumi, il zucchero filato e poi si trovava con la famiglia, i parenti. Con lui, che è il mio compagno, eravamo qua che giocavamo anche da piccoli insieme, sempre, per cui dopo ci siamo trovati e è sempre un ricordo bello. Da dove arriva? Da Palermo. Ah, qui è la prima volta che venite qui? No, siamo qua. Ah, abitate qui a Venezia? A Venezia, sì. Avete preso la tradizione, insomma, veneziana. Ormai siamo diventati veneziani, dopo 30 anni. Cos'è che le piace della festa della Madonna della Salute? Che ricordi ha? L'opera in sé della chiesa, della basilica, mi piace moltissimo, vedere la Madonna Nera, l'atmosfera ancora venezianissima del luogo che è molto importante da mantenere. Molto freddo, molta gente, ma una festa molto bella. Venezia è la festa dei veneziani. Una festa di devozione ma anche una tradizione. Allora se ne va un volto di un'altra tradizione, la Voga Longa, perché Venezia piange la scomparsa di Ermenegildo Rosa Salva, per tutti in città semplicemente Lalo. Avrebbe compiuto 82 anni tra pochi giorni, un lutto che segna profondamente il mondo dello sport e della voga ma anche dell'imprenditoria. Titolare in città delle pasticcerie Rosa Salva, ma è stato anzitutto Ermenegildo il fondatore e pioniere della Voga Longa. Non è ancora stata stabilita la data dei funerali. E proprio con una notizia di sport chiudiamo, di basket, perché dopo l'esonero di coach Cesare Ciocca, che in 11 partite aveva un record di 5 vittorie e 6 sconfitte sulla panchina della Gemini Mestre, oggi la presentazione del nuovo allenatore Mattia Ferrari, che guiderà i biancorossi dalla prossima partita, dopo che nell'ultima gara la squadra, affidata al vice Giacomo Statuta, è riuscita a imporsi contro Fidenza, riportando al 50% la percentuale vinte e perse in stagione. Mestre riparte dunque da Ferrari, classe 1975, tecnico di esperienza, con alle spalle 9 stagioni di Serie A2 con Legnano, Casale Monferrato e Rimini, nonché artefice di 2 promozioni dalla Serie B conquistate rispettivamente sulle panchine di Legnano e Rimini. È tutto dunque anche per questa edizione di Venezia, grazie per essere stati con noi, come sempre adesso le previsioni del tempo e quindi l'edizione di Treviso. A voi tutti una buona serata, arrivederci.